Al telefono Fulvio Barion di Rovigo, vicepresidente Confimpresa Italia con delega al credito. Volevamo sapere, visto le cose importanti che sta facendo la sua associazione, cosa fa di specifico proprio per le imprese. Buongiorno Fulvio. Se mi è concesso, vorrei chiarire un attimo alcuni punti. Allora, esiste uno strumento in Italia che si chiama microcredito, recepisce una direttiva europea del 2014 che appunto permette alle iniziative di poter partire. Questo strumento che è ancorato al fondo delle piccole e medie imprese dà la garanzia all'80% per un finanziamento che possa essere erogato a soggetti che vogliano partire, e qui mi riferisco alle start-up non innovative che sono in una sezione, in una loro sezione particolare, ma in generale a quelle strutture che, per quel che riguarda le attrezzature e gli impianti, non solo, ma anche i primi mesi di stipendi finché non sono state prese le rotazioni, rientrano nelle provvidenze erogabili attraverso il microcredito. Allora, questo è uno strumento che permetterà a più persone di poter accedere a quello che è l'attività imprenditoriale, perché 50.000 euro sono una somma che possono permettere qualcosa di importante. Uno vuole mettere su un bar, supponiamo, a parte il momento Covid, può avere l'opportunità, senza bilanci, ma solo con un'analisi di quella che è l'iniziativa, di accedere al finanziamento attraverso le banche convenzionate. Qui non si tratta di provvidenze a fondo perduto, sia ben chiaro, si tratta di accesso al credito e generare autoimpiego per quei soggetti che non potrebbero partire. Cioè, se tu vai in banca ti dicono portami il papà se c'è una casa, oppure portami i bilanci se hai già un'attività avviata. Qui no, qui si va in banca, c'è un tutor, e nella fattispecie il sottoscritto è un master tutor, che seguirà l'iniziativa dall'inizio alla fine. La garanzia che viene data all'istituto di credito o al soggetto che andrà a coprire il finanziamento è nella misura dell'80%, perfettamente gratuita, da non confondersi con i consorzi di garanzia, perché i consorzi di garanzia fanno pagare la garanzia in quanto soggetti privati. Qui la garanzia è gratuita, non mi stancherò mai di sottolinearlo. A fronte di un finanziamento di 40.000 euro, l'intermediario finanziario si trova scoperto dallo Stato per il 20%. Quindi, in caso di default immediato, proprio nel momento in cui esce, l'importo esce, nello stesso istante va in default, la massima esposizione è di 8.000 euro, che è garantita dal soggetto richiedente.